Buonasera a tutte e a tutti. Buonasera alla professoressa Cristiana Compagno e buonasera a Francesco Marangon, che per conto del rettore Pitton ha proprio la delega al tema della sostenibilità. Io introduco questo breve incontro, ma che riteniamo essere molto significativo. Lo introduco con un concetto che voglio condividere con voi. Voi sapete che uno dei più illustri concittadini di Tolmezzo che abbiamo avuto, uno dei padri, dei nonni costituenti della Carnia, ebbe a dire, e parliamo di Romano Marchetti, ebbe a dire che la Carnia si salva solo con la cultura. Allora noi cerchiamo di mettere uno spicchio di cultura all'interno del nostro territorio con eventi come questi, accompagnando l'Università degli Studi di Udine, l'Università del nostro Friuli, in un'opera di coinvolgimento del territorio. E se ci pensiamo, anche l'Università di Udine è nata da un'urgenza simile a quella che aveva espresso Romano Marchetti, perché se Romano Marchetti diceva la Carnia si salva solo con la cultura, è arrivato un momento della nostra storia nel quale si è potuto e dovuto dire che il Friuli si rialza e si salva se mettiamo anche l'istruzione universitaria al suo interno, ovvero alludo, e vado a concludere, alla grandissima battaglia popolare, il movimento popolare che ha portato alla nascita della nostra università, ed era nato proprio nel post terremoto, dalla necessità e dall'urgenza di dire case, chiese, fabbriche e università, anche perché dobbiamo ricordare che ci fu una straordinario movimento di firme, di popolo, che andò a raccogliere 125.000 firme, ben oltre le 50.000 necessarie per un'iniziativa di legge popolare. Questo ci dice come ci sia un piccolo parallelismo, no? nella fame, nella necessità e nell'urgenza di portare la cultura sul territorio. Ecco, così dicendo intendo dire che abbiamo il bisogno di prenderci cura della nostra università, così come l'università avverte il bisogno di prendersi cura del territorio. Da qui nasce questo percorso che oggi cominciamo, pochi ma buoni, ma lo diffonderemo perché è una prima dei tre appuntamenti che avremo, questo dedicato importantissimo alla figura della donna nel nostro territorio, e poi parleremo di cyber security e poi anche di teleriscaldamento, ovvero di come le tecnologie altre ci possano aiutare nel fornire una migliore qualità di vita nell'ottica della sostenibilità. Ecco, questo è per inquadrare. Ringrazio voi che siete presenti e tutti coloro che poi attraverso i social e i media ci seguiranno, perché l'università sta anche conducendo, portando avanti delle riprese, così come ha fatto, e vado davvero a chiudere con un video molto significativo dedicato a Tolmezzo che diffonderemo. Avremmo voluto proiettarlo qui oggi, ma come vedete col sole che fortunatamente c'è, ecco, non avrebbe consentito una visione degna di quel ottimo prodotto che è venuto dall'università. Ecco, con questo io concludo, ringrazio di nuovo qua della presenza e passo la parola in primis al delegato alla sostenibilità dell'Università degli Studi di Udine, Francesco Marangon, e passo dall'altra parte a raccogliere gli stimoli che sicuramente ci fornirete. Grazie. Grazie al sindaco Brollo, cerco di calibrare il tono, così magari mi sentono anche a distanza di qualche quartiere, questo può essere un vantaggio. Sicuramente mi sentono nei bar. Buonasera, sono Francesco Marangon, appunto Università degli Studi di Udine, delegato del rettore per il settore della sostenibilità. Ringrazio il sindaco e la città di Tolmezzo per l'ospitalità e per aver accettato la nostra proposta di essere partner di questo primo ciclo di incontri che abbiamo intitolato appunto Per un domani sostenibile. E il sottotitolo riprende le storiche iniziative che hanno visto nascere il nostro Ateneo e che il sindaco ricordava. Infatti lo abbiamo chiamato un patto per lo sviluppo del territorio, perché
negli anni 70, è un patto che queste comunità del Friuli hanno cercato di sottoscrivere con che poi è nato più di 40 anni fa, poco più di 40 anni fa, l'Ateneo del Friuli, ed è quello che continuiamo a cercare di mantenere come impegno, cioè di essere presenti sul territorio, a disposizione dei nostri territori, affrontando temi che sicuramente sono di portata universale, perché università significa proprio affrontare temi in questo modo. È lo sviluppo sostenibile che sta trovando una base fondamentale in un documento che è stato approvato nel 2015 a livello di Nazioni Unite, è un esempio tipico di visione universale globale del problema, ma che, come tante di queste visioni, non può trovare attuazione concreta se non calandosi poi nel locale, nelle comunità, nelle organizzazioni che fanno ricerca, che fanno didattica, ma che fanno quella che anche noi siamo abituati a chiamare terza missione, cioè lavorare con il territorio, che nel caso dell'Università di Udine significa lavorare con il suo territorio in prima battuta. Noi affrontiamo allora il grande tema dello sviluppo sostenibile. È un impegno che l'Università di Udine ha da tempo, ma che oggi si chiama così e che porta anche ad avere, non è una cosa scontata e normale, anche una persona, in questo momento sono io, ma è relativa alla persona, un responsabile che guardi al tema della sostenibilità, sicuramente all'interno dell'università, ma poi anche come università collocata in un territorio. E l'esempio di questa sera è proprio inserito in questo modo di ragionare e di operare. Fra l'altro, come l'evento di apertura di questo primo ciclo, l'abbiamo chiamato primo perché con la dottoressa Alessandra Messana dell'Ufficio Divulgazione Scientifica, che ringrazio per l'impegno che sempre dedica a queste iniziative, alla loro organizzazione, ma anche alla loro ideazione. Ecco, abbiamo aperto un primo ciclo, speriamo ce ne siano almeno un altro a primavera, no? E questo primo ciclo si è aperto giovedì a Udine, oggi è il secondo appuntamento, ce ne saranno altri, anche appunto come ricordava il sindaco qui a Tolmezzo. E l'apertura di questo ciclo dà subito un segnale particolare per chi magari non è abituato ad affrontare così normalmente o per lavoro, come facciamo noi, questi temi dello sviluppo sostenibile, perché normalmente, lo sappiamo, lo sviluppo sostenibile, la prima cosa che fa venire in mente è la tutela dell'ambiente, sono le problematiche dell'inquinamento, della biodiversità, della tutela della natura, dei parchi, delle foreste, di questi bei paesaggi che qui ci circondano e che il video che ricordava il sindaco valorizza molto bene. Ma sviluppo sostenibile non è solo questo, da molto tempo, perché ha origine negli anni '80 questo concetto, ma soprattutto con Agenda 2030. E la dimostrazione questa sera, credo, di questa ampiezza di prospettiva l'avremo modo di apprezzarla con l'intervento che avremo l'opportunità di sentire, perché è un intervento che non parla di ambiente naturale, ma parla di una delle altre, anzi credo che per certi versi metta assieme le altre due dimensioni che normalmente lo sviluppo sostenibile richiama, e sono quella economica. Entrambe le persone presenti su questo palco in questo momento operano, fanno il loro mestiere nel contesto dell'economia, siamo economisti. Eppure io sono delegato direttore della sostenibilità da economista, che ci azzecca, direbbe qualcuno, no? E invece sì, c'è. E l'altra dimensione ancora, forse emersa ancora più giovedì scorso, ma anche sicuramente stasera, è quella sociale. Allora, questa sera abbiamo un argomento molto interessante, molto calato sul territorio, ma fra l'altro che verrà affrontato da chi è espressione diretta dell'argomento. Tu sei testimonianza del tema che oggi affrontiamo, il ruolo della donna carnica. Chi ci parlerà di questo è una donna carnica, giusto? Giusto. Sei contenta che ti ridico? Certo. Ci parlerà di vita, economia e società. Ed è appunto, come avete già sentito, la professoressa Cristiana Compagno, che opera all'interno del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, siamo colleghi in quel dipartimento, si occupa di economia e gestione delle imprese, è stata
rettrice dell'Università degli Studi di Udine. Questa è una cosa che per noi è stata veramente un'esperienza straordinaria, anche perché all'epoca era una delle prime, la prima, giusto? Perché poi adesso la cosa si sta allargando, però ci è voluto, sono passati più di 10 anni, giusto? Sì. Quindi ci è voluto, ha assunto altri ruoli istituzionali anche fuori dall'università a proposito di nostro collegamento con il territorio. È una studiosa attenta di questi temi con uno sguardo femminile importante. Io direi che però a questo punto non possiamo che aspettare e con così molto interesse seguire l'intervento che vorrà offrirci Cristiana Compagno sul ruolo della donna carnica, vita, economia e società, ringraziandola per la sua presenza. Grazie Francesco, grazie davvero, grazie Sindaco, grazie Città di Tolmezzo. Il tema della donna all'interno di un approccio alla costruzione di nuovi modelli di sostenibilità è fondamentale. Come diceva il professor Marangon, l'Agenda 2030 stabilita nel 2015 pone come quinto obiettivo quella della abolizione della disparità di genere, cioè quella della cancellazione delle diseguaglianze che esistono ancora fra generi e sono molto importanti. Il presupposto dei 185 paesi della NATO è sostanzialmente quello di definire l'obiettivo della parità di genere come un obiettivo strategico, condizione per la creazione di nuovi modelli di sostenibilità. Se parliamo di un nuovo modello sostenibile, significa che diciamo che l'attuale modello non è più sostenibile. Non è sostenibile dal punto di vista economico, non è sostenibile dal punto di vista ambientale, non è sostenibile dal punto di vista sociale. Un modello di sviluppo che è stato creato negli anni solo con un tipo di intelligenza e un tipo di forza e un tipo di competenza che ha predominanza maschile. Il modello che oggi definiamo non sostenibile è un modello che si è sviluppato in modo accelerato dal punto di vista tecnologico, ma è venuto meno a un rispetto della natura dell'ambiente, è venuto meno a un rispetto della vita delle persone, ha provocato delle enormi diseguaglianze mondiali, ha provocato delle enormi diseguaglianze anche all'interno delle società più opulente. Un nuovo punto di vista avrebbe potuto mitigare questi effetti, creare nuove e alternative idee di sviluppo, una nuova sensibilità, che è la sensibilità e la competenza e la capacità della donna, che sono competenze, capacità e attitudini scientificamente diverse, dimostrato essere diverse. E allora questo quinto obiettivo della sostenibilità, dell'Agenda 2030, di superare, di arrivare alla parità di genere, ha impegnato e sta impegnando tutti i paesi. Quali sono gli obiettivi di questa sostenibilità? Sono e che si declinano poi nell'obiettivo numero 5, quello relative alla disparità di genere. Sono sostanzialmente l'inclusività, sono sostanzialmente la promozione della dignità umana in ogni campo, sono l'abolizione della discriminazione. Questi tre obiettivi fondamentali, no, sulla sostenibilità è questo: includere, promuovere la dignità umana e poi abolire la discriminazione, vengono poi declinati sull'obiettivo 5 dell'Agenda 2030, che appunto vuole abolire la discriminazione delle donne, vuole valorizzare le donne e poi
ovviamente condanna la violenza, la marginalizzazione e quant'altro. Quindi un obiettivo posto nel 2015. Quali sono i dati che oggi abbiamo a livello europeo? È ovvio, il discorso della donna in Carnia lo recupererò alla fine, ma non possiamo sganciare il discorso della donna delle terre alte da un contesto molto più ampio, che è un contesto nazionale, internazionale e poi locale con le sue specificità. Quali sono i dati europei e italiani su questo discorso della parità di genere? Sono impietosi, e sono soprattutto impietosi dopo la pandemia del Covid. Il Covid ha creato una accentuata vulnerabilità della donna, ha espulso dal mercato del lavoro il 50% delle donne, cioè una su due rispetto agli uomini, e già siamo in una situazione, in termini dall'analisi del World Economic Forum, che va a studiare il gender gap nei diversi paesi, eravamo già malmessi come Italia, cioè eravamo il fanalino di coda in termini di accesso della donna al mercato del lavoro, in termini quindi del ruolo della donna nell'economia. E poi mi soffermerò perché questo è importante, da economista, da proprio modalità di allocare in modo efficiente le risorse. Non faccio un discorso per la donna, ma faccio un discorso che va a ricadere sull'aspetto sociale intero, sull'equità sociale intera. Non è un discorso di donne, è un discorso di donne, di uomini, è un discorso di società che non progredisce senza il progresso al suo interno della donna. Dicevo, i dati impietosi. La pandemia Covid ha fatto saltare un'altra generazione per sostanzialmente arrivare a quella parità di genere indicata nel 2015 dall'Agenda 2030, richiamata nei diversi obiettivi europei, data come stimolo dal World Economic Forum. Siamo al 63° posto su 120 paesi, a metà strada, ma dopo di noi c'è il nulla come paesi. Bene, dati impietosi. Il Covid ha sostanzialmente peggiorato enormemente la situazione, ma perché lo ha fatto? Che cos'è stato la crisi economica indotta dal Covid e perché ha colpito particolarmente le donne? E non la crisi economica del 2008, che è stata una crisi economica finanziaria enorme. Quella crisi del 2008 ha in particolare interessato il mondo della finanza e il mondo dell'industria. Il mondo bancario, che è un mondo a prevalenza maschile, quindi ha interessato ampie fette di genere maschile. Questa crisi dovuta al Covid ha interessato i servizi, il terziario, il piccolo commercio, i servizi di vicinanza, tutto ciò che è a prevalente dominanza femminile. A questo aggiungasi il carico delle attività di assistenza e di cura che anche attraverso tutti i lockdown non si sono simmetricamente distribuiti sull'uomo e la donna, ma sono ricaduti della donna. Questo evidentemente ha arretrato enormemente la nostra posizione, tant'è che oggi si dice che per la parità di genere in Italia ci vogliono 135,9 anni, mentre nell'ultima rilevazione del Global Gender Gap ci volevano solo 99 anni, quindi comunque è saltata una generazione per la parità. Questi sono i dati del World Economic Forum. Ma perché dico che è importante che le donne partecipino attivamente, più attivamente al mercato del lavoro? Beh, uno, perché è un diritto sancito dalla Costituzione e la tutela dei diritti in un paese di diritto va evidentemente espletata. La seconda ragione
è sostanzialmente questa, che richiama all'allocazione efficiente delle risorse. Dal 2000 in Italia, in grande parte d'Europa, il numero di donne laureate supera abbondantemente il numero di uomini laureati. Questo significa che noi abbiamo un bacino di talenti di alta formazione che evidentemente, se poi andiamo a guardare il mercato del lavoro, o è un tubo a perdere o c'è qualcosa che non va. Non solo ci sono più laureate donne che uomini, 1, 2, e parlo da rettrice, ma anche da ex rettrice, ma anche vedendo il bilancio di genere dell'Università di Udine e di altre università che lo fanno. I percorsi svolti dalle donne accademici curriculari sono percorsi lineari, non vanno fuori corso, si laureano con voti migliori degli altri, sono quelle che vanno in Erasmus, quindi conoscono meglio le lingue. Queste sono le nostre laureate oggi. Quindi profili di altissima qualità che non vengono immesse nel mercato del lavoro o non vengono immesse in ragione adeguata o in ragione proporzionale o identica a quella degli uomini. Qui si apre tutto un discorso evidentemente di mancanza di servizi, di stereotipi di genere, qui potremo parlarne un'altra ora e sarà un'altra occasione. Ma voglio portarvi su questa riflessione. Se è vero come è vero che le donne sono più laureate degli uomini, quelle in età lavorativa, che si immergono nel mercato del lavoro, che sono più brave, che cosa succede in mezzo? Ma l'effetto netto è che noi abbiamo una perdita di talenti da immettere nella nostra società, di forze nuove, di punti di vista diversi, di vis innovativa, che non è più o solo contenuta nell'uomo, ma anche forse di più nella donna. Allora a questo punto chi perde questi talenti? È una società giusta? È una società che guarda al progresso? È una società che può farcela? No, secondo me no, perché laddove il 50% dei talenti viene lasciato indietro, evidentemente non siamo sui binari giusti per uno sviluppo sostenibile o semplicemente per uno sviluppo. Ma vi porto a un altro punto che collega gli elementi, e l'altro punto è questo. Ormai è dimostrato da ricerche svolte in tutte le nazioni europee a livello mondiale che esiste una correlazione positiva, trasversalmente dimostrato, fra la partecipazione delle donne al lavoro, quindi se ci fossero in numerosità uguali donne, tante donne quanti uomini lavorano, ci sarebbe un aumento del prodotto interno lordo del PIL a 2 cifre, sia nei paesi sviluppati che nei paesi meno sviluppati. Si parla del 53% in Egitto, per l'Italia si dà un più PIL dell'11% se ci fosse una parità di genere, quindi di accesso al mercato del lavoro, con tutto quello che questo comporta, quindi la costruzione di servizi di supporto alla famiglia, no? Per fare in modo che la donna possa dedicarsi anch'essa al lavoro. Quindi legame positivo fra partecipazione della donna e ricchezza di un paese, ma anche legame positivo fra la partecipazione di una donna nel lavoro non solo apicale di un'impresa e performance dell'impresa. Questo è un altro dato dimostrato. Più donne, sia a livello manageriale che a livello di consiglio di amministrazione che di quadri intermedi, lavorano in un'impresa e migliori sono le performance. Ma non si tratta, e questo è un dato dimostrato, sono dati, dimostrati dal punto di vista scientifico, dove tutti gli studiosi hanno concordato su questi dati, replicando la metodologia della ricerca su altri ambiti in modo da convergere sui risultati.
Ma non c'è solo una correlazione positiva con il reddito, il profitto dell'impresa, c'è una correlazione positiva con gli obiettivi di responsabilità sociale dell'impresa. Più donne lavorano, più si sviluppa una responsabilità sociale dell'impresa. Più donne lavorano, più si sviluppano e migliorano gli indicatori di sostenibilità dell'impresa. E allora, se ci sono questi legami fra questa metà del mondo e i risultati di un sistema, di un territorio, di un'impresa, per quale motivo non abbiamo preso da anni in mano la questione come strumento proprio di sviluppo e di rinascita anche di un territorio? E chiudo insomma, nel senso che mi avvio alle conclusioni e data questa premessa che evidentemente evidenzia il ruolo della donna, e veniamo a noi. Ora, la donna carnica, che ruolo ha avuto, può avere nel nostro territorio? Che ruolo ha avuto, lo sappiamo tutti, noi carnici. È stato un ruolo primario di tutela del patrimonio economico familiare, ma anche del patrimonio naturale, all'insegna di un concetto intrinseco di sostenibilità familiare e sostenibilità ambientale. Perché la donna? Perché gli uomini, mariti, fratelli, erano prima sul fronte e poi emigrati. Quindi tutto richiedeva sulle nostre nonne, sulle nostre bisnonne, sulle nostre mamme. Tutti noi qui conosciamo quella situazione. Quindi la donna qui possiamo chiamare la montagna matriarcale, perché la donna qui silenziosamente, senza battere i pugni, non c'è bisogno di battere i pugni, ha dimostrato il valore che una donna può produrre in un contesto e in un territorio. Ma che cosa succede se le donne vanno via dalla montagna come stanno andando via? Le famiglie non si creano più in montagna, non c'è procreazione, non c'è vitalità. Quindi ci rendiamo conto che lo spopolamento massivo della montagna, il bruschi in continui incrementali, a volte bruschi, a volte incrementali, ma continui da decenni, cali demografici, sono imputabili al fatto che non si fa abbastanza per trattenere o ricostruire un ruolo della donna in Carnia. E su questo punto voglio appellarmi alle donne carniche, ne vorrei veramente tante qui, proprio per parlare con loro. Noi siamo in quella patria delle portatrici carniche anche lì, una massa silenziosa che è stata riconosciuta solo dopo, tanti anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. È stata riconosciuta nel 1997, quando l'allora Presidente della Repubblica, Scalfaro, diede la medaglia d'oro al valor militare a Maria Plotzner-Mentil. Conosciamo tutti la storia delle portatrici carniche. La zona Carnia, il fronte, c'era bisogno di portare le vettovaglie su al fronte ai 14.000 soldati che c'erano. Il Comando Supremo fece un appello ai paesi a valle. C'è bisogno di rifornire i nostri militari. E si rivolse ai paesi, alla popolazione civile. Ma da chi era fatta la popolazione civile? Da vecchi, da bambini e da donne. Le donne risposero immediatamente di sì. In 2 giorni si costituì, questa è una storia che va dall'agosto, no, del 1917 all'ottobre del 1919. In pochi giorni si costituì una massa silenziosa di donne che corrispondeva a circa 1.000 soldati, che si presentava al Comando Supremo, alla base, sopra Timau,
per rifornire le gerla di 40-45 kg di munizioni, viveri, medicinali. E poi era 15-20 portatrici, a gruppi di 15-20 si inerpicavano a raggiera sulle montagne, facendo dislivelli anche di 1.200 metri al giorno, d'estate e d'inverno, con la neve fino a qui. Arrivavano al fronte, consegnavano le armi, spesso scendevano coi militari feriti o addirittura morti, che con le loro mani poi tumulavano nel cimitero di Timau, e poi scendevano a valle, arrivavano a sera, altro amore da dare, altre cure da donare ai loro vecchi e ai loro bambini. All'alba ricominciava tutto da capo e le donne andavano su. Ora, il valore, la resilienza e forza sono sostantivi femminili, non c'è solo la forza fisica, anche se in questo caso c'era. La resilienza di queste donne e la resilienza delle donne carniche. C'è un meccanismo nel DNA per cui si cimentano e si solidificano certe cose. Io penso davvero che noi donne della Carnia abbiamo questo temperamento e dobbiamo prenderne consapevolezza, abbiamo questa forza, questa resilienza che si è tramandata dentro di noi. E poi appunto la storia viene raccontata dagli uomini e nessuno, neanche io, ho studiato alle elementari di Rigolato le donne carniche, le portatrici carniche, non le ho studiate. Un passo di storia scritto dagli uomini che ha tolto una parte che era davvero, davvero importante per l'autodisciplina, per il rifornimento, per il flusso logistico, e nello stesso modo con una scintilla tutta femminile, e allora nasce la Repubblica Libera della Carnia. Ma ci rendiamo conto che nel 1944 viene costituita la Repubblica Libera della Carnia, Ampezzo, zone di Ampezzo, eccetera, fondata dalle forze antifasciste e che durò il tempo di 2-3 settimane questa Repubblica Libera della Carnia, ma in questo pochissimo tempo diede il segno di tante cose. Aprì e fece ripartire le scuole. E per la prima volta nella storia di questo paese, anticipando la Carta Costituzionale, le donne che misero nell'urna una scheda furono le donne carniche della Repubblica Libera della Carnia. Perché? Perché dovevano votare i capifamiglia, e i capifamiglia erano loro, perché gli uomini erano nelle montagne a combattere, a fare i partigiani, a difendere il territorio. Ma come nasce questa Repubblica Libera della Carnia? Nasce da una rivolta, da un corteo proprio qui a Tolmezzo, dove alcune donne si trovarono a urlare la loro rabbia perché era stato ucciso l'ufficiale alpino partigiano Renato Daldin. E da questa protesta, da questa rabbia tutta di donne, che allora nasce poi la scintilla, il coraggio, e questo è nell'aprile 44, nell'agosto 44 della Repubblica Libera della Carnia. Allora se noi abbiamo questa forza, allora dobbiamo farci sentire di più. Ma questo PNRR, che cosa prevede per le donne di montagna? Quanta fetta di risorse prevede? Ma prevede anche qualcos'altro. Come sapete, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegna all'Italia circa 191 miliardi di euro, 192 miliardi di euro. Deriva dal programma di Next Generation UE di 750 miliardi di euro. Bene, di questi interventi diretti e indiretti, più indiretti che diretti, ma va bene lo stesso, per la parità di genere ci sono 34 miliardi. Pochi, tanti. Non mi soffermo su questo perché secondo una misura deve essere efficace.
l'incentivo spesso, anche se miliardario, non è efficace. Interviene sull'imprenditoria femminile, interviene su incentivi fiscali per donne del sud, ma un'identità per le donne delle terre alte, per le donne della Carnia non è stata fatta. E allora su questo dobbiamo farci sentire. Che interventi sono necessari per riavere la donna in montagna, per non far morire definitivamente la donna in montagna? E allora abbiamo bisogno di interventi che in qualche modo vadano a riequilibrare queste disparità, vadano a trarre queste donne, e quindi incentivi e vantaggi comparati fiscali, vantaggi comparati in termini di uso dell'energia, perché qui è più freddo e quindi spendiamo di più, vantaggi comparati in termini di servizi, in termini di digitalizzazione, ma soprattutto formazione delle donne per avere la consapevolezza del loro ruolo, mentoring, c'è un'assistenza, una guida alle donne. E qui plaudo davvero all'iniziativa della società Cramars e alla carovana dell'empowerment femminile nato proprio qui in Carnia, che ha avuto una risonanza nazionale. Loro formano, danno consapevolezza, creano un network fra le donne. Ecco, naturalmente io non ho le soluzioni, no? Per tutto quello che serve per riabilitare, valorizzare il ruolo delle donne. So che è necessario, abbiamo i dati in mano, abbiamo la scienza dalla nostra parte, abbiamo l'opportunità di una agenda 2030 che va in quella direzione. Ecco, amministratori illuminati come il sindaco di Tolmezzo possono far tanto, possono mettere in rete insieme ad altri sindaci, possiamo discutere insieme. Il problema delle donne non è un problema di donne, è un problema di società, di sostenibilità e di sopravvivenza della montagna. Grazie. Grazie Cristiana. Hai visto che sei riuscita adesso è arrivata a ribaltare l'ombra. Ha detto che fa più freddo in montagna, ma dove là? Non c'ha bestia a parte oggi. Io vengo dalla collina, sì, no, e quindi no, grazie. Io direi che se ci sono naturalmente domande, riflessioni, interventi, conferme, smentite di quello che ha detto la professoressa Compagno, possiamo sicuramente approfittare di questo momento che ha proprio questo scopo. Sennò... Buonasera, io ringrazio la professoressa Compagno perché insomma mi ha lanciato un assist. Io sono Stefania Marcoccio e sono la presidente di Cramars. La colpa di questo progetto Empowerment in parte è anche mia. Credo che la professoressa mi ha lanciato una cosa che penso molto e le rilancio questa cosa rispetto al fatto che non può essere un problema di donne, no? È un problema di società, e quanto c'è bisogno di una presa in carico anche da parte degli uomini di questo, perché altrimenti rimaniamo nel quello che lo chiamo io il ghetto, no? Ce la raccontiamo sempre e non ne usciamo fuori. Allora chiedo a lei, che insomma è stata una delle prime rettrici donne, ha fatto insomma la storia rispetto a dei ruoli anche che non erano propriamente quelli femminili per storia. Ecco, quali sono secondo lei le strade da seguire affinché questo culturalmente diventi non dico un problema, ma un tema di importanza per tutti? Perché spesso insomma guardo Paola, che è una delle donne della carovana, no? Ne parliamo, va a finire che rimaniamo solo noi e non può essere. Quindi le chiedo, come facciamo a farlo diventare consapevolezza diffusa questo e tema di importanza di tutti? Grazie. Mi riferivo alla domanda che ha posto lei. I dati e le analisi che ha portato avanti la dottoressa Compagno fanno riflettere, una riflessione anche preoccupata, ecco, perché secondo me se non interveniamo in questo momento
sì, la deriva diventa sempre più facile, diciamo. Quello che posso chiedere al sindaco Brollo, so che adesso con Carnia 2030 ci sono 15 o 18 tavoli, molto interessanti. Ad uno ho voluto partecipare anch'io. C'è un grande fermento, ritengo, in questo momento, ma secondo me ci vorrebbe una regia e una sinergia, altrimenti determinate anche diciamo potenzialità, ricchezze potrebbero anche disperdersi. E mi riferisco anche a questa bellissima iniziativa a cui ho aderito, anche se non sono sindaca, ma come amministratrice della carovana dell'empowerment. Io ho avuto difficoltà a coinvolgere le donne nel territorio e quindi ci vorrebbe un facilitatore. Io penso che l'università o comunque altri organismi possano, non dico calarsi nei singoli territori, ma stimolare, perché c'è un po' di apatia. Io ho partecipato a questi workshop delle persone che hanno tenuto delle lezioni così molto interessanti, veramente una ricchezza che se non viene colta viene dispersa. Ecco, io mi appello veramente io credo che l'università sia l'organismo che può in qualche modo stimolare gli studenti, stimolare anche il territorio. Ecco. Grazie Paola. Prego. Vado io? Ma se proprio insisti. Riguardo alla domanda della Presidente, come diciamo sollecitare, intervenire, che un po' poi ha dei punti di contatto con le osservazioni fatte da Paola. Innanzitutto bisogna, già quello che fanno la società cooperativa Cramars, cioè quest'opera di formazione, di mentoring, di consapevolezza, è molto importante. Noi all'Università di Udine poi deve rientrare negli insegnamenti universitari, cioè i problemi della parità di genere e della allocazione delle risorse nel pianeta, delle risorse umane nel pianeta, è un problema che noi affrontiamo nei nostri master dedicati a uomini e a donne. Cioè chi pensa o parla di modelli di sviluppo sostenibile non può, e il nostro delegato alla sostenibilità può affermarlo, pensare che ci sia un modello di sviluppo sostenibile senza puntare, focalizzare sull'obiettivo numero 5 dell'Agenda 2030. Certo. E io sono convinta, ma lo stesso Draghi, un altro bel segnale sono gli interventi ripetuti del Presidente del Consiglio, ma anche del Presidente della Repubblica, che vanno nella direzione della valorizzare la parità di genere, perché evidentemente da fine economista sa che è un problema non di donne, ma di equità e di sviluppo e prosperità nella stessa società. Quest'anno abbiamo presieduto il G20 e abbiamo fatto l'Empowerment G20, che è stato molto importante, ha definito una lista di obiettivi. Insomma, io sono abbastanza fiduciosa, Presidente, nel senso che vedo che comincia a sghettizzarsi il problema, comincia ad essere affrontato in termini di problema sociale, economico e di nuovi modelli di sviluppo. Va messo qui, altrimenti non se ne esce. E l'alta formazione che l'università può dare in questo senso è fondamentale. Volevo fare Dottoressa così, Missana, citata prima come università di troppo generosamente. Volevo così ringraziare la professoressa Compagno per questo così illuminante intervento. È un tema che ovviamente tocca molto anche me, ho fatto anche così
insomma, si vedono le cose che ancora mancano. Comunque ho fatto anche un'indagine anche nelle piccole realtà. Vedo che donne che hanno un qualsiasi ruolo di comando, adesso mi riferisco ad una fabbrica in cui la vigilante della catena di montaggio di questa industria di stampo fordista, insomma, tiene a bada le lavoranti, le operaie che lavorano lì, concedendo o non concedendo loro il tempo per le urgenze normali di una giornata, di una persona, di un essere umano, con una freddezza e con una volontà di far emergere questo ruolo di potere a cui evidentemente tengono molto, così in maniera, insomma, inaccettabile. Allora io mi chiedo, vedendo anche donne impegnate in politica, quanto a noi donne manchi ancora quello che lei diceva, professoressa Compagno, come formazione, cioè come formazione ad assurgere a ruoli che sono nostri, anche nostri, con la capacità quindi di dare un contributo alla società come lei ha detto, come un essere umano deve fare, insomma, se ci tiene al suo ruolo di animale sociale. Quindi secondo me il ruolo della formazione potrebbe anche incidere in quello che emergeva prima, cioè questa anche apatia, diciamo, no? Che serpeggia un po' ovunque, e anche sul fatto che ci sia una solidarietà fra donne che è ancora necessaria per arrivare ad una parità vera, cioè c'è ancora bisogno di un riconoscimento tra noi del valore reciproco per arrivare a quello che è la parità. Grazie. Faccio solo una battuta su questo. Le cape donna imitano la leadership maschile. La leadership maschile è un'altra questione. C'è una leadership femminile che ha le sue caratteristiche, c'è una leadership maschile più muscolare, più assertiva. La leadership femminile è un'altra cosa. Quando saremo stufe di dire, o ci stuferemo a dire, la prima donna rettrice, la prima manager in quell'azienda, e sarà una cosa comune, no? E valuteremo solo il merito o la capacità di comando, come in questo caso, allora saremo arrivati a buon punto. Il problema è il modello di leadership, non essendo abituate, no, in strutture, in sistemi non familiari ma altrettanto complessi, e lì le imitazioni di leadership maschili ci sono. Per fortuna la tecnologia, la digitalizzazione, un manifatturiero sempre più digitale, queste figure vengono tolte di mezzo immediatamente e le competenze possono o potranno finalmente emergere. È un percorso lungo, se ci hanno dato 135 anni, ha voglia, è un percorso lungo, ma ce la faremo. Ecco, posso... Allora, sì. andiamo verso la chiusura. Sì. Diverse considerazioni. Allora, uno è, prendo spunto da una cosa che diceva proprio adesso la professoressa Compagno, lavorando su questi temi, in questo settore anche dello sviluppo sostenibile, anche in questa prospettiva fondamentale, un'idea che mi sono fatto dall'altra parte del mondo, cioè dal genere maschile, è che il rischio che c'è è che ci siano delle collocazioni anche a livello di vertice di donne, di genere femminile, ma con modelli maschili. E allora è ancora peggio. Siamo ancora peggiori noi maschi, perché riusciamo a dire, vedete? Eccola lì, però fa. Quello che serve è il modello femminile, che fra l'altro anche noi abbiamo, perché c'è un femminile, nel senso della qualità, del modo di vedere in tutti noi. Questo dovreste aiutare. Esatto, è un atteggiamento, un modo di vedere. E questa è una cosa, no? Importante. E andando poi in casa nostra, un paio di battute rispetto a alcune cose che sono state dette dalla professoressa Compagno e anche dagli interventi successivi. Allora, come università in generale, anche come Università di Udine, noi facciamo parte di una rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile italiana, che
associa praticamente tutte le università italiane, noi partiamo dal presupposto, innanzitutto lavoriamo a casa nostra. Allora, per farvi un esempio, nell'ultimo anno accademico, e lo ripresentiamo anche adesso, sono stati proposti a tutti gli studenti e le studentesse dell'Università di Udine dei corsi di base da fare tutti, che riguardano lo sviluppo sostenibile e l'inclusione e la parità di genere. Tutti gli studenti che studiano medicina, lettere, economia, ingegneria, agraria, sono invitate e invitati a fare questi corsi di base brevi su temi che insistono su certi aspetti. Questo è fondamentale, perché fai penetrare certi cambi di mentalità da subito in maniera trasversale. Non è un problema di scienze della formazione perché poi andranno a insegnare ai ragazzi, è un problema di tutti, perché poi lo vediamo in tutti i settori, da chi fa medicina, noi abbiamo figlie medico, no Cristiane, Sì, abbiamo sì. in comune anche questa cosa e sappiamo cosa vuol dire la medicina di genere, per esempio. L'altro esempio, dell'università all'esterno, c'è il progetto che è stato chiamato Cantiere Friuli, lo abbiamo declinato in officine, cioè in laboratori dedicati a certi temi. La più recente, partita l'anno scorso, nonostante il periodo un po' infelice, fra l'altro con una prima riunione proprio qui a Tolmezzo, è stato l'officina montagna. Allora, all'interno di questa officina si lavora molto anche su questi temi, ma bisogna praticarli. Cioè, un'officina, un'organizzazione di una governance, di un'esperienza del genere, che affronta certi temi e che però si struttura già con un modello contrario, cioè maschile, eccetera. È sempre lì allora. Cioè, il problema, la difficoltà è quando facciamo gli eventi, faccio un esempio strano, stiamo parlando di sviluppo sostenibile, facciamo gli eventi centrati sul tema dello sviluppo sostenibile e non li sappiamo organizzare in modo di far spostare le persone senza usare le automobili. Facciamo dei catering e dei pranzi che sono tutto fuorché la sostenibilità. Capite? Questo non è più accettabile. No. Allora bisogna vivere dal momento più piccolo, perché fra l'altro, se poi ci spostiamo ancora più indietro nell'età, cioè con i più piccoli, questo è quello che dobbiamo fare. Cioè dare l'esempio concreto, perché parlare di certe cose e non praticarle, fare lezione sullo spreco energetico in un'aula che a febbraio, siccome è troppo caldo, dobbiamo aprire le finestre, questo non è più accettabile. Allora vivere queste cose. L'Università di Udine ha cercato di farlo, non ci siamo ancora, il bilancio di genere già citato fa vedere dei grafici in cui per esempio si capisce che finché si studia predominanza, come dicevi femminile, tu, ma dopodiché c'è una forbice, dopodiché i maschietti, tracchete, quando si comincia ad andare alle posizioni di un certo tipo, c'è la forbice. Questo all'interno, quindi capite, io la vedo così, cerco di viverla così. Tutto qui. Grazie a tutte e a tutti per la vostra presenza.